È un messaggio molto semplice ma anche molto sentito. Siamo stanchi tutti come cittadini di avere dei nominati in Parlamento che non rispondono al territorio, che non sentono i bisogni dei cittadini, e per questo questa legge che reintroduce la preferenza, cioè che dice al cittadino: tu dai fiducia a un parlamentare e questo parlamentare ti rende conto della fiducia che tu gli hai dato. Devo dire che questa legge è una legge che è esattamente uguale a quella del Consiglio regionale, quindi non chiediamo agli altri qualcosa di diverso di quello che abbiamo applicato per noi. Oggi ci sono più segnali che arrivano al Parlamento nazionale, segnali di tutti i tipi. Questo è uno ulteriore che dice: guardate che voi siete in una nave che sta affondando, o prendete delle misure adeguate, altrimenti questa è una nave che ha una rotta che non interessa più ai cittadini italiani e del Veneto in particolare.